Volevo fare un ragionamento semplicissimo. Ragazzi, noi oggi abbiamo un'opportunità grandissima, ma dobbiamo metterci in testa che l'elettore in quanto tale non è né un consumatore né un elettore, è un cittadino libero. Domenica e lunedì dovrà scegliere e dovrà scegliere sulla base di quello che penserà sia meglio per il proprio futuro. Allora io dico che il proprio futuro è Domenico Messinese e la lista del Movimento 5 Stelle. Invito tutti a votarla e a dare una svolta definitiva, perché da lunedì in poi comincerà il futuro. Grazie! Io non sono un politico nel senso classico della parola, sono un cittadino che è stato chiamato a rappresentare la città, che è stato chiamato a dare una svolta a questa città. E devo dire che in questi giorni però sto notando dei movimenti strani. C'è qualcun altro che forse è un po' nervoso, ha leggermente paura. E forse fa bene ad avere paura, perché finalmente Gelesi ci stiamo riprendendo la nostra città e vi assicuro che in questi giorni mi hanno riferito di tutto, mi hanno riferito che abbiamo fatto inciuci, accordi. Noi non facciamo né inciuci né accordi, e questo è nel nostro DNA. Mi hanno detto che devo togliere i crocifissi dalle scuole, questo io non la sapevo, me l'hanno detto stamattina. Mi hanno detto che sto licenziando a tutta Gela, stanno ricattando le persone, che sta arrivando il mostro. Mi aspetto soltanto che sono un marziano e che volo su una scopa, perché ormai è l'ultima cosa che possono dire. Però questo nervosismo devo dire che a me mi carica perché l'arroganza che hanno dimostrato fino adesso sta incominciando a svanire, e quel delirio di onnipotenza che hanno avuto fino adesso, quella presunzione che hanno avuto fino adesso. Noi, ognuno di noi, ogni singolo cittadino, riprendendosi la propria dignità, la propria libertà e diventando ad essere un uomo, li sta mandando via. Io li manderei a lavorare, che forse è meglio, perché almeno comunque giorno 14 e giorno 15 noi abbiamo la possibilità di scrivere una pagina della storia, una pagina importante, e lo possiamo scrivere con una matita su un foglio di carta sopra una tessera, e domani possiamo dire: io ho scritto col mio voto il futuro diverso di Gela. Buonasera, divertitevi, grazie. Non voglio rubare altro tempo perché c'è una band che suona benissimo e siamo venuti qua per rilassarci, perché un pochettino di rilasso ci vuole. Stiamo sciupando perché ora sono cose con i diritti d'autore. Se lo volete vedere, ve lo dovete venire a vedere, a voi da nessuno.